Siamo alla vigilia di un calendario di incontri in tema di prevenzione delle truffe. Come è andata la prima edizione e anche come Carabinieri che input e spunti avete ricevuto dalla popolazione? Sì, siamo alla seconda edizione, una prima edizione che è andata bene con diversi incontri che ci hanno permesso di raggiungere una larga parte della popolazione di Conegliano che si annovera tra quella delle fasce deboli, quindi con età anagrafica mediamente più alta, circa 1 migliaio di anziani di persone over 70 raggiunte, con, devo dire, un ottimo feedback alla luce del fatto che a seguire nei giorni, nei mesi a seguire degli incontri abbiamo ricevuto diverse telefonate da parte di persone che avevano partecipato e che hanno potuto testimoniare l'efficacia dei loro incontri proprio perché raggiunti da persone che avevano il chiaro intento di truffarli e quindi di appropriarsi con artifici raggiri di parte del loro patrimonio, dei loro averi, loro sono stati in grado appunto di rintuzzare, diciamo, respingere questi tentativi riconoscendoli grazie ai consigli utili, alle indicazioni pratiche che i miei carabinieri sono stati in grado di fornire loro. Prima, durante la conferenza stampa, citavate alcuni casi, tipo il caso del finto carabiniere, del finto avvocato e quant'altro, però avete sottolineato il fatto che queste truffe o tentativi di truffa non bisogna pensarli solo indirizzati alle fasce anziane, quindi alle fasce più deboli, ma anche ai più giovani. Possiamo approfondire questo aspetto? Assolutamente, io ritengo assolutamente opportuno che questi incontri, che sono pensati per quest'anno per persone over 60, sono comunque incontri che possono essere utili per tutti, perché nessuno è immune da un reato così antipatico, lo definisco io, proprio perché subdolo, è talmente subdolo da poter far abbassare la guardia a persone che magari si ritengono capaci di riconoscere un tentativo di truffa e poi invece si rivelano a loro volta truffate. Nella nostra casistica non mancano casi di persone anche più giovani, meno anziane, che rimangono vittime di questo genere di reati. Quindi il nostro incontro è un incontro mirato sicuramente agli over 60, ma è un incontro che è aperto a tutta la popolazione e che quindi sarà per noi graditissima la presenza anche di altre persone che vogliano partecipare, informarsi e in questo modo essere più preparati in caso di questo genere di episodi. In conclusione, in generale, un consiglio che si sente o che può dare a tutta la cittadinanza, non solo di Conegliano. Sì, il mio consiglio è sicuramente quello di stare sempre attenti alle richieste che ci pervengono dall'esterno. Ricordo sempre che nessuna persona in uniforme è titolata a chiedere denaro contante o valori di altra natura. È sempre importantissimo telefonare laddove vi sono dei dubbi al più vicino comando Carabinieri per ricevere le indicazioni del caso su come comportarsi nel caso si abbia un dubbio riguardo questo genere di episodi.